Dopo la mezzanotte di oggi, un naufragio al largo di Lampedusa, morta una bambina di 15 mesi, 44 salvati. Nel centro d'accoglienza, al mattino di oggi, oltre 1000 persone. Hello, this is Italian Coast Guard. Yes, we are in there. Al largo di Lampedusa è accaduto un naufragio. Una barca di ferro di 7 metri con a bordo 45 migranti è affondata. Sono state salvate 44 persone. Una bambina di 15 mesi è mancata all'appello. Alla madre è scivolata dalle mani. Lei è preda di tanta disperazione. Sono partiti da Sfax in Tunisia, a cui su iniziativa dell'Italia il piano Mattei sono stati appena regalati 150 milioni di euro per contenere le partenze. Hanno pagato il biglietto di 1000 euro ciascuno e hanno navigato orientati da un'app in un telefono cellulare dalle ore 22 di giovedì scorso. Alla mezzanotte e mezza di oggi il naufragio. Hanno galleggiato in acqua almeno 10 minuti, aggrappati a delle camere d'aria. È intervenuta la nave ONG Mare Go, che li ha recuperati e trasbordati. Sono originari di Mali, Senegal, Guinea e Burkina Faso. Dalla mezzanotte di oggi sono approdati a Lampedusa 620 migranti con 13 barche soccorse dalla Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e dalle pattuglie Frontex. Ieri a Lampedusa si sono susseguiti 11 sbarchi con 408 persone a terra. Alle prime ore del mattino di oggi nel centro d'accoglienza incontrata in Briacola sono stati contati 1087 ospiti. Ieri sera 380 sono partiti con il traghetto di linea che ha gettato l'ancora al mattino di oggi a Porto Empedocle. Altri trasferimenti in giornata disposti dalla prefettura di Agrigento.